Daydreamer, anticipazioni del 30 luglio. Sanem finalmente dirà a Jeanne di amarlo più della sua vita. In questa puntata, in agenzia Divit, Jeanne proverà a parlare con Sanem, ma lei gli dirà che non si fida di se stessa e che non vuole essere trattata con distacco. Lui allora fingerà di baciarla e poi andrà via, ricordando alla ragazza che ha iniziato una guerra che ha già perso, visto che lei non sa resistergli. Sanem si confiderà con l'amica Jan dicendole che Jeanne sta provando a giocare con lei e non sa cosa fare. Intanto gli affari di Mekkibè vanno bene e vogliono pagare una rata al loro fornitore per poter restituire i soldi a Sanem. Al lavoro JJ si girerà in ufficio con tanto di sedie a rotelle e flebo, ma appena si avvicina qualcuno va nel panico. Invece Emirre affiderà del lavoro a Leila, che va preparato per l'indomani e noterà che la ragazza è turbata. Lei dirà che è per via di Aline che vorrebbe il suo aiuto, ma Emirre replica alla ragazza che lei è la sua assistente e non vuole dividerla con nessuno. Al quartiere, intanto, Muzaffer, che ha inviato le sue foto delle compagnie pubblicitarie, verrà chiamato per un provino. Muzaffer allora si rivolgerà a Osman per dei consigli sulle pose da assumere al provino, ma qualcosa non va per il verso giusto. Arriverà la polizia, lui scapperà per la seconda volta, ma questa volta lo prendono. Lo devono portare via perché non si è presentato per il servizio militare. Intanto i vicini temono la reazione della madre, che già la considerano pazza. Al lavoro, Jeanne incaricherà Sanem di cercare il quartiere adatto per lo scenario da lei descritto per lo spot pubblicitario e le dirà che non sarà lui ad accompagnarla. Ma Sanem gli sottolinea che lui è il suo capo e quindi dovrà essere presente al sopralluogo. Sanem approfitterà del momento per passare un po' di tempo con Jeanne, che alla fine accetta di accompagnarla. Dopo aver visitato diversi quartieri, Jeanne la porterà a casa dove sia invita per un tè, ma nonostante Sanem non sarà d'accordo, Mekkibè accoglierà il ragazzo a casa. Jeanne vorrà vedere la stanza di Sanem e Mekkibè acconsente. In camera, Jeanne sarà arrabbiato con Sanem perché pensa che lei non lo ami e una persona che ama non scappa. Congratulazioni, hai vinto la guerra, Jeanne dirà a Sanem e poi andrà via. Jeanne, dopo aver cenato con Deren, tornerà a casa e troverà Sanem ad aspettarlo e Sanem finalmente dirà a suo Albatros di amarlo più della sua vita. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!